ora in onda Potere al Popolo. Sì, sono quelle giornate di grandi emozioni, è vero. Buongiorno, Sammy Varin, 11:07, in diretta dagli studi di Milano, via Bellerio 41, dal fortino della Lega, seconda parte di Controinformazione. Potere al Popolo. Oggi è mercoledì, avremo anche la terza parte dalle 12 alle 12:30 con È tutto magna magna. È minimo, lo so che l'aspettate. Il mercoledì a mezzogiorno, in replica poi la domenica alle 12:30, parliamo degli appuntamenti da non scordare, feste, sagre, roba che si mangia, ma non soltanto, qualche idea per passare un sabato, una domenica o addirittura un intero weekend prendendo la macchina e magari andando a 10, 20, 30 chilometri da casa e non necessariamente dall'altra parte d'Italia. Chiaro che se l'idea poi vi piace molto, anche un weekendino o qualcosa di più in quella zona serve per esplorare il territorio e per trasmettere ancora una volta l'amore per le nostre terre. Intanto però le ultime notizie, il sito del Corriere della Sera in aggiornamento, Trump dopo i nuovi raid della notte in Iran, per me la tregua è finita. Sono feccia, malati e bugiardi. Teheran risponde colpendo le basi in Bahrain e Kuwait. Alegher Alegher, come si dice a Milano. Sempre in aggiornamento le nuove accuse del presidente USA ad Ankara. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop agli affari con loro. La Groenlandia è importante, tante frasettine, direi di una certa caratura. Questo è il sito del Corriere. Vediamo invece Repubblica, Trump contro tutti, la Groenlandia è un grosso problema, Italia pessima sulle basi, Spagna partner terribile, trattati bene dalla Cina. E anche qui la diretta del tycoon che dice Iran paese bugiardo, la tregua è finita, rotte, azioni USA contro Teheran necessarie. Il sito di Repubblica dà grande spazio anche all'arresto di Mario Adinolfi, arrestato questa mattina a Roma, truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva e cercheremo di capire di che cosa si tratta. L'Unità, certo, siamo tutti preoccupati per questo quotidiano che teniamo quasi ogni giorno in apertura della nostra rassegna stampa. Futuro in bilico, scrive la Repubblica, l'editore Romeo la chiude, il PD vuole riacquistarla. Attenzione, tra il dire e il fare, ci siamo poi sempre di mezzo noi che paghiamo? No, assolutamente, scherziamo, anzi facciamo tanti auguri ai colleghi dell'Unità che oggi appunto non è in edicola, ma il manifesto invece sì, e l'abbiamo inserito in rassegna stampa. Ok, qui Parlamento, signori, questa mattina parlavamo proprio con Alessandro Morelli di cittadinanza, di nuove regole che la Lega vuole far legge per far rispettare la nostra Costituzione anche a chi arriva da lontano nel nostro paese o chi vive nel nostro paese, ha la cittadinanza italiana essendo figlio di immigrati, ma che non rispetta le nostre regole. Di questo e d'altro parliamo grazie al collegamento di Qui Parlamento con il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Il gruppo della Lega oggi chiede all'Aula di esprimersi sulla dichiarazione di urgenza di una nostra proposta di legge che riguarda un tema centrale nella convivenza civile di un Paese, cioè il tema dell'assegnazione e della revoca della cittadinanza. E credo, avendo sentito anche l'intervento della collega, che sia una buona occasione per ribadire alcuni concetti che dovrebbero essere scontati, ma che così scontati evidentemente non sono. Vedete, la nostra Costituzione garantisce i diritti universali che vengono riconosciuti a tutti indipendentemente dall'etnia, dalla cittadinanza, dalla fede religiosa e ad esempio sono diritti universali il diritto al giusto processo, il diritto alla salute, il diritto alla riservatezza, il diritto a esprimere liberamente le proprie opinioni, ad associarsi. La cittadinanza
do una notizia alla collega, non è un diritto. La cittadinanza è il riconoscimento di uno status giuridico. Riconoscimento di uno status giuridico che comporta diritti e doveri e che arriva quindi al termine di un percorso di integrazione. È la coronazione di un percorso di integrazione su cui lo Stato ha discrezionalità. E anche questo non lo diciamo noi, lo dice la Corte Costituzionale, perché oltre ai requisiti di legge, la giurisprudenza costituzionale prevede che con l'evolversi della società i requisiti per cui si assume che un immigrato, uno straniero sia integrato cambiano nel corso del tempo. E allora noi vogliamo andare a incidere qui perché riteniamo che ci sono alcune emergenze da affrontare. Quali sono i modi per ottenere la cittadinanza da stranieri? Ce ne sono principalmente tre: la cittadinanza per matrimonio, la naturalizzazione di chi risiede nel nostro paese da più di 10 anni e la cittadinanza ottenuta dai minori stranieri nati in Italia al 18° anno di età. Qual è la discrasia della legge che abbiamo oggi? Che mentre nei primi due casi questo potere di valutazione dello Stato, anche per ragioni di sicurezza pubblica, esiste e ci sono anche delle cause ostative per legge già oggi, se si commettono determinati reati, già oggi per matrimonio la cittadinanza non può essere ottenuta. Qual è il problema? Il problema è che invece nel caso dei minorenni nati in Italia di fatto non c'è nessuna causa ostativa oggi nella legge italiana e non c'è nessun potere discrezionale dello Stato. Si è arrivati di fatto ad avere un automatismo. Chi nasce in questo paese al 18° anno di età con la richiesta diventa automaticamente cittadino. E perché riteniamo che si debba intervenire qui? Beh, insomma, basterebbe frequentare le nostre città, perché è evidente a tutti che oggi ci sia un problema che non c'era anni fa, che è un problema di evidente mancata integrazione dei minorenni di seconda generazione. C'è un problema legato alla sicurezza, c'è un problema legato alla delinquenza giovanile e non è solo una percezione, ce lo dicono i dati. Nel 2022 per la prima volta le denunce contro minori stranieri hanno superato di 2000 unità le denunce contro minori italiani, però c'è un problema, che i minori stranieri rappresentano tra il 10 e il 14% della popolazione minorile nel nostro paese, quindi è evidente che c'è un problema localizzato in quella fascia della società. E allora che cosa pensiamo che si debba fare? Da una parte c'è l'approccio repressivo che questo governo ha già utilizzato, penso ai decreti Caivano, ai decreti sicurezza, che hanno dato alle forze dell'ordine, alla magistratura, nuovi strumenti per contrastare la delinquenza giovanile. E se il comando dei carabinieri di Milano pochi giorni fa ha annunciato che gli arresti di minorenni sono saliti nell'ultimo anno del 40%, è grazie alle leggi che ha fatto questa maggioranza e che ha voluto la Lega. Ma come giustamente ci ricorda sempre l'opposizione, non basta l'approccio repressivo, serve anche quello educativo. E allora noi pensiamo che sia educativo spiegare ai minorenni stranieri che se vogliono essere parte di una comunità, quella comunità la devono rispettare, perché diventare cittadino non è automatico. E allora la nostra proposta di legge prevede che cosa? Che nel caso di reati gravi contro la persona, il patrimonio, reati di spaccio, la cittadinanza venga bloccata per i minori stranieri fino alla piena riabilitazione. E oltre a questo c'è poi un altro aspetto, è quello della revoca della cittadinanza. E vedete, su questo purtroppo ci è venuta la cronaca in soccorso per dichiarare l'urgenza. Sappiamo tutti cosa è successo negli scorsi giorni. Un gambiano cittadino italiano per diletto ha deciso di andare in strada e accoltellare quasi a morte un passante. Bene, oggi la revoca della cittadinanza è prevista solo per reati gravi, come diceva giustamente la collega, per l'eversione e per il terrorismo. Noi siamo convinti che non sia perfettamente integrato e non meriti di restare in Italia nemmeno chi accoltella, chi uccide e chi stupra. E che bene sarebbe, revocata la cittadinanza a queste persone, rimandarli velocemente al loro paese. Grazie Presidente. Grazie onorevole Molina. Qui Parlamento. So what do I do now? Push it on my body, below. So what do you do now? Don't stop doing the show. They just be asking the same. Are we playing the game? So what do I do now? Don't stop doing the show. So what do I do now? Push it on my body, below. So what do you do now? Don't stop doing the show. They just
same? Are we playing the game? So what do I do now? Don't stop doing the show. So what do I do now? Push it on my body, hello. So what do you do now? Don't stop doing the show. They just be asking the same. Are we playing the game? So what do I do now? Don't stop doing the show. So what do I do now? Push it on my body, hello. So what do you do now? Don't stop doing the show. They just be asking the same. Are we playing the game? So what do I do now? Don't stop doing the show. Lo so, mancava, è un remix di Blue, non l'aveva mai fatto nessuno, ma ragazzi questa è roba indipendente, quindi hanno una porta spalancata gli artisti indipendenti rispetto ai soliti grandi artisti che girano sulle solite grandi radio. Blue, lui si chiama K1NG Reba, Serge Reba per gli amici, la storica canzone degli Eiffel, pubblicata come singolo di debutto, diventata un'icona planetaria della musica Eurodance, ripresa da questo DJ e produttore elettronico. 11:19, la voce di Sammy Varin. Visto che abbiamo 10 minutini, io naturalmente vi do il permesso di chiamare in diretta, 0292947222, chi vuole commentare la rassegna stampa di questa mattina, o naturalmente i WhatsApp di cui siamo pieni, 3406709659 per comunicare il vostro pensiero, qualunque esso sia, su qualunque argomento. Lo dico soprattutto per i nuovi ascoltatori, la nostra radio è una radio di comunicazione quotidiana, giorno e notte. Noi leggiamo i vostri WhatsApp arrivati al 3406709659, quindi se ancora non l'avete fatto memorizzate questo numero sul vostro cellulare, perché qualunque pensiero abbiate, ma qualunque cosa accada intorno a voi, potete documentarlo come veri e propri giornalisti, facendo anche il video e inviarlo poi al 3406709659. Grazie anche a coloro che con una scusa o con quell'altra, oggi parlavamo di vari compleanni, ho strumentalizzato pure il compleanno, ragazzi miei, e ho detto, per festeggiare un compleanno aiutate Radio Libertà, perché no, visto che campiamo per miracolo e visto che abbiamo il quotidiano L'Unità in chiusura e siamo un po' tutti dispiaciuti per questo, ma tanto lo compra il PD, ricordatevi di Radio Libertà. Conto corrente postale 37671294, se siete frequentatori delle poste, in coda col marocchino si sta bene. Conto corrente postale 37671294, intestato a Radio Libertà Milano con causale casuale
contributo volontario e bastano 5 euro, signori, per aiutarci. La cosa è ancora più semplice se andate sul sito radiolibertà.net, cliccando Dona ora in alto a destra. Potete farci un bonifico o aiutarci con la vostra carta di credito. Non vogliamo fare la fine dell'unità. Auguri Sammy, ho fatto donazione per cambiare i ciabattoni inguardabili. Roberto dalla Brianza, ce l'hai con i ciabattanti? Vergognati, Questa mattina lo scherzettino me l'hanno fatto in redazione e abbiamo trasmesso anche, era da un po' che non la sentivo, la mia canzone storica La Padania. Piccolo errore di gioventù, che però ancora ad oggi parla di territorio, parla dell'amore che dobbiamo avere per il territorio e la difesa soprattutto del territorio, che non sempre è inserito nel DNA di noi padani. C'è una telefonata 0292947222, grazie a Francesco in regia. Sentiamo chi c'è in onda. Pronto? C'è in onda la signora Lisetta. Oi là. Buongiorno signor Semmi. Ciao. Allora, 2 parole. Io dico no allo Stasi bis, signor Semmi. A me il caso Berlasco ha un po' stancato. Se ne parla in ogni programma TV e su tutti i giornali, ormai da mesi, senza, dico io, tra l'altro risolvere nulla. Un appello, signor Semmi, basta o almeno una tregua. Nient'altro. Vi saluto e arrivederci. Brava, applauso a Lisetta. Un bacino a Maria Rosa, che si ricorda di chi oggi compie gli anni, e grazie anche a chi ci spedisce la foto. Facciamola vedere, Francesco, di questa bellissima siepe, una siepe gigantesca con in alto la bandiera del sole delle Alpi. È una bandiera che non vorrei dare, ma sta tornando molto di moda, anche all'interno delle feste della Lega qui al nord e non soltanto. Grazie a tutti coloro naturalmente che fanno gli auguri, ai tanti che oggi festeggiano il compleanno. C'è anche un messaggio audio, cosa dirà mai? Sul cursore ascoltiamo. Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Il, tra virgolette, suggerimento di Ulivieri sull'inserimento di quote all'interno della nazionale italiana di calciatori stranieri o comunque figli di stranieri, cioè non italiani di nascita o comunque di sangue, fa parte semplicemente del progetto europeo di cancellazione dell'identità delle popolazioni autoctone europee, quindi di noi bianchi. L'unico modo per avere un'Europa un giorno veramente, tra virgolette, unita è proprio quella di cancellare le identità dei vari paesi. Infatti lo vediamo già, le altre nazionali europee, Germania, Francia, Belgio, Olanda, sono una miscellanea di atleti molto spesso con cognomi di altri continenti. Per carità, io non ho nulla contro di loro, però semplicemente è un progetto che vuole arrivare a tutti i costi a questa costruzione europea, uccidendo le identità dei vari paesi e quindi uccidendo la storia dell'Europa come l'abbiamo sempre conosciuta fino a oggi, fino a qualche decennio fa. Ti saluto Sammy, cerchiamo di opporci a questa cosa perché secondo me sono dei pazzi scatenati che pur di rimanere lì faranno di tutto, faranno veramente di tutto e noi lo stiamo vedendo, o in pace o in guerra. Ciao Sammy. Grazie ai nostri editorialisti da casa, diventate anche voi editorialisti, ci vuole così poco, fate una chiacchierata come ha fatto il grandissimo Marco da Mantova e la inviate al 340 67 09 659. Caro Marco e cari ascoltatori, il motivo per cui anche vi chiedo ogni tanto, ogni spesso, qualche euro per aiutare Radio Libertà è proprio questo, su argomenti come questo, il fatto di avere calciatori che arrivano da tutto il mondo tranne che dall'Italia, o arrivano dall'Italia sì perché poi hanno chiesto la nazionalità italiana, ma non c'entrano niente, non rappresentano il nostro territorio se non prendendo un fracco di soldi. Questi sono argomenti
che andrebbero trattati dalla mattina alla sera su queste frequenze, cioè roba da interrompere le trasmissioni e fare un'intera giornata su questo argomento chiamando politici, esperti di sport, di calcio, ma anche di pomodori, perché signori, io ci coltiverei i pomodori sardi nei campi di calcio e sarebbe roba da fare, capisci? Perché non la facciamo? Perché non abbiamo le possibilità, perché non abbiamo i soldi per farlo e coprire un'intera giornata e magari una nottata con gente con le contropalle che parli di queste palle, è vero, non è così semplice per una radio che vive, sto dicendo di espedienti. No, di espedienti no, perché dobbiamo ringraziare chi fa pubblicità, quei pochi che scelgono la nostra radio per fare pubblicità e chi ci dà una mano come la Lega Salvini Premier, però capite com'è difficile fare trasmissioni importanti su una radio come la nostra quando gli argomenti assolutamente non mancano. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Sì, sono Graziano. Ciao Da Graziano. Cardano al Campo Galarate. Salve. Ciao. Semivarine, senti una cosa, prima di tutto sono stufo di continuare a vedere le sceneggiate tra Trump e la Meloni. È vero. Piantatela lì perché adesso hanno stufato tutti. È vero. Perché se sia uno e poi anche l'altro, se fanno un po' più i seri, vedi che non succede quello che è successo. E poi quello che ti ho già detto l'altra volta, se c'è un responsabile quello dell'ambiente e tutto il resto, ti raccomando di insistere, eccetera, di guardare la nostra natura che abbiamo tra i boschi, eccetera, perché è un disastro. Perché guarda, con questo caldo, vedi che in Europa adesso si sono lamentati, vedi, perché siccome che adesso è successo tutto in Europa questo caldone, allora ci pensano. Però noi in Italia dobbiamo guardare perché la pianta è la vita della persona, però anche se non penetra l'acqua, visto che i boschi non sono puliti e quindi c'è quel cartone lì, è soggetto da incendi, no? Non penetra l'acqua, dimmi te la piantina come fa a crescere, però tu sai bene ci dà l'aria, ci dà alla salute, fa respirare. Quando fa caldo vai sotto a ripararti, oppure anche quando piove vai sotto a ripararti, e quindi è la cosa più importante che c'è per la persona. Ecco, vediamo di insistere su questa cosa che è molto più importante piuttosto di parlare di cavolate e di spendere magari milioni per le cavolate, perché quello che sento, spendo milioni per cavolate e basta. Grazie, scusa. Sono io che ringrazio te, sono argomenti comunque importanti, pensiamo soltanto appunto all'aumento della temperatura e come l'ombra agisce su questo. Albero uguale ombra uguale abbassamento di temperatura. Questa è una cacchiata, però pensate, moltiplicando la situazione con decine e centinaia di alberi. Chiamate 0292947222 se volete entrare in onda, io vi ascolto. Pronto? Buongiorno Sammy. Buongiorno. Augusto da Lecco. Ciao. Raccontami. Ah, peccato, l'abbiamo perduto. Richiama Augusto. Altra telefonata. Pronto? Caduta pure questa. Questo succede molto spesso. L'abbiamo ritrovato. C'è un po' di vento. Pronto? Sì, sono sempre Augusto da Lecco. Ah, eccoci. Scusa. Ecco, vai Augusto. Volevo rifarmi anch'io alle bizzarrie del signor Trump. Allora, noi in Italia custodiamo delle bombe nucleari americane, le famose B6112, che sono degli ordigni micidiali. Non solo le custodiamo, ma non abbiamo neanche il controllo di queste bombe, di queste armi. E questo ci espone ovviamente a delle rappresaglie e in caso di escalation noi saremo i primi ad essere rasi al suolo, ad essere bruciati. Questa cosa è gravissima, ma non ne parla mai nessuno. Siccome il bullo che sta alla Casa Bianca sembra che queste cose non le ricordi, mi piacerebbe che qualche parlamentare della Lega sollevasse il dubbio, perché avere le bombe già è un problema. Se poi non abbiamo neanche la sovranità e il controllo, ciao, siamo completamente alla mercé, per non dire degli schiavi, di questi qua, e sappiamo tutti, conoscendo il soggetto,
cosa potrebbe succedere. Ti ringrazio dello spazio e ti saluto. E che sono io che ringrazio te. State sollevando varie questioni che stanno comunque prendendo corpo, dalle ultimissime notizie, quello di cui si sta parlando, e anche questo, le basi, la presenza americana in Italia. Come andrà a finire? Certamente teniamo d'occhio anche queste argomentazioni, anche se, ripeto, nella mia rassegna stampa non troverete mai quello che dicono tutti quanti per ore e ore, e cerchiamo di parlare di argomenti che riguardano anche la nostra vita quotidiana, la nostra sicurezza, il nostro benessere e le problematiche di soldi, di lavoro e tutto quello che ruota intorno al fatto che anche oggi ci siamo svegliati, anche oggi siamo andati a lavorare o comunque ci siamo resi utili in qualche modo e vogliamo farlo ancora per molto tempo. Ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria e poi, attenzione, faremo 4 chiacchiere con un'artista ancora poco conosciuta, ma molto conosciuta nella sua zona, che se non erro è Palermo. Tra pochissimo Fabiola. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, questo è il momento di prenotare l'olio extravergine di oliva Acerbis. Adesso l'olio il principe indiscusso della tavola. Stanno arrivando da ogni dove sulle sponde del lago di Garda per prenotare, per portarsi a casa, per assaporare il nostro olio Acerbis. E voi potete farlo, chi è cliente sa benissimo di cosa stiamo parlando. Con 84 euro ricevere, prenotando l'imbottigliamento, perché noi facciamo solo prodotto fresco, o per maggio o per giugno, per fine giugno, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro. 84 euro. Il trasporto non lo pagate, ma dovete prenotarlo perché facciamo un prodotto freschissimo. Chiamate 030 68 44 08 oppure potete ordinare tramite il sito olioacerbis.com, e già che siete lì sul sito buttate un occhio alla linea cosmetica, dove trovate che d'estate, in primavera, la crema alla bava di lumache o dermiche biologica Rimas in soluzione all'80%. Andate a vedere una crema Rimas biologica, scottature, psorisi, dermatiti, cuperose, 35 euro. 3 creme, 79 euro, trasporto gratuito. Fate voi, visitate olioacerbis.com oppure 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Smetto di pianificare, lascio tutto andare, inizio ad essere senza temere di sbagliare. La mia luna illumina ciò che è nascosto, apre la porta, è un viaggio d'imposto. Non ci sono piani, cambio solo direzione. Pensateci bene, è una forte sensazione. Sbaracchia, non fermarti mai, vivi ogni attimo, segui il tuo compasso, lascia il passato, apri il tuo sito, amo il cielo e di nessuno, andiamo a morire. Sbaracchia, la vita ma non importa, ho fatto una scommessa, mi giro sul mio oriente, mi prendo lo spazio, riflessione viva, ballo con le onde, nell'energia associo, una sensibilità
cuscino. Seguo il tuo inconscio, libero come l'ovvio. Lingue, dialetti, commistioni, apparizioni, sparizioni. Sì, perché la nostra radio fa questi esperimenti anche musicali, andando poi a trovare artisti che da tutta Italia vivono quotidianamente il loro territorio anche attraverso già la musica. È il caso di Fabiola. Buongiorno Fabiola. Buongiorno Sammy, buongiorno allora? a tutti di Radio Libertà, ascoltatori. E allora, Fabiola Lombardo ti chiami di cognome, giusto? Lombardo, sì. Chiaramente sei lombarda chiaramente. Sono siciliana, mi sta con Lombardia, dai. Ah, c'è il mix che hai parenti da questa parte? Ma forse in un'altra vita, chi lo sa. Ecco, lontani dico. Lontani. Anche sì, perché sì. non si direbbe anche dall'accento che sei siciliana, che sei di Palermo, non se ne accorge assolutamente nessuno e neanche dalla musica. Senti, questo pezzo assolutamente ballabile, danzereccio, che strizza l'occhio a varie culture e che si intitola, attenzione, dillo tu il titolo. Sbarrachia. Non ce l'avrei mai fatta. Sbarrachia. Cosa significa? Non è così difficile, dai. No, non è così facile. Prima di tutto, cosa significa e che è un modo di dire, è un dialetto della tua regione, della tua città. Spiega bene agli ascoltatori. Allora, sbarrachia è spalancare proprio nel vero senso della parola, tipo spalanca la finestra, sbarrachia la finestra, è da lì che è nato il mio pezzo, sbarrachia, spalancare la finestra al futuro. Ecco, è la siciliana, bella, tosta, che non si guarda indietro ma si guarda in avanti, sempre e comunque. Questa è anche una bella premessa quotidiana che dobbiamo fare a noi stessi prima di uscire di casa. Spalanchiamo la finestra e diciamo dai, anche oggi bisogna essere forti o magari affrontare anche la vita con un sorriso. Certo, bravo. Senti. Sempre positività, sempre e comunque. Ci vuole, nonostante questa valle di lacrime, ragazzi, se non siamo un po' positivi ci richiudiamo in casa. Fabiola Lombardo. Allora, intanto, se ci ascoltate e se avete un telefonino, un computer sotto mano, questa la potete trovare subito. La canzone Sbarrachia, ma in generale Fabiola Lombardo, che non ha fatto solo questo pezzo, la trovate su tutti gli store digitali, la trovate su YouTube, ma qui adesso vogliamo sapere qualche cosa di te, perché prima di tutto ti battezzo ufficialmente, ecco qua, Sammy Varin che battezza, è una cosa che mi piace tantissimo perché è ufficialmente la prima volta che ti sentiamo qui a Radio Libertà e in generale anche per radio, perché come dico sempre, voi artisti indipendenti siete molto amati, molto conosciuti nel territorio e si partecipa a feste, a sagre, a interviste locali, ma in una radio nazionale non è sempre così facile, anche perché poi quasi sempre si ha comunque qualcos'altro da fare, quindi c'è chi studia, c'è chi lavora. Tu cosa combini nella vita, Fabiola, e come mai anche questa passione incredibile per la musica che ti accompagna ogni giorno? Raccontaci. Racconto. Allora, io cosa combino? Casino, non sono una casinista nata. Ottimo.
Allora, io vivo tra sogno e realtà, veramente. Io canto da quando ero ancora non nata, quando vagavo chissà dove. Per me non è più che passione, è una vocazione. Io la notte mi sveglio, devo scrivere, poi mi vengono le melodie, poi guardo non solo la mia vita, ma anche la vita degli altri, degli amici, dei parenti. Quindi il mio cervello rimurgina, è un computerino stravagante e poi associa parole, paroline e vengono fuori queste cosucce. E quindi tu vivi completamente la tua Io sono canzone. immersa, io proprio sono immersa nelle canzoni, nella musica. Sì, è proprio il mio mondo. Io sono con la testa tra le nuvole, vivo tra sogni e realtà. Questo Da buon è comunque acquario. bello, è comunque bello e io lo dico sempre, cari amici ascoltatori, riuscire a ritagliare un momento, più momenti da dedicare alla vostra passione, a voi stessi, chi scrive meditazioni, poesie, chi scrive canzoni, chi si fa aiutare poi magari dal punto di vista musicale, dell'arrangiamento, Ovvio. eccetera, quello è normale, però metterci del vostro e farne una canzone penso che sia la cosa più bella, anche perché poi è un qualcosa che resta, che rappresenta una tappa della vostra vita e poi se Decisamente. diventate famosi benissimo, ma altrimenti rimane una cosa bellissima che avete depositato Bravo. nei ricordi vostri e di tutto l'universo, perché poi questi pezzi si trovano su Bravissimo. YouTube. È bello. È proprio questo, sì. Ci sta, Sì. ci sta. Senti, parenti, amici, cosa dicono di questa tua passione? Ti stai facendo conoscere anche al di fuori della cerchia familiare? Sì, certo. Allora, la mia famiglia mi ha sempre supportata, ora più che mai, ma io da quando sono piccola che rompo le scatole alla mia famiglia, Brava. questa passione che c'ho dentro, quindi ci tengo appunto a dire questo a tutti, che dal sognare appunto appoggiati al proprio cuscino, ritrovarsi in questo destino è un attimo, diciamo, l'importanza è la tenacia, cioè quanto credete in voi stessi, è questo che conta, poi le difficoltà ce l'hanno tutti, però è il credere in noi stessi che fa la differenza. Non vuol dire realizzarsi quando si è giovani, quando si è ragazzini, cioè anche da grandi si può realizzare un qualcosa di meraviglioso. Quindi quando vi sentite abbattuti, demotivati, cosa dovete fare? Ascoltate Sbarrachia, perché quello dà forza, dà grinta, dà voglia di spaccare tutto in maniera positiva. Capito. Quindi forza, grinta a tutti, veramente lo dico con tutto il cuore. È bello, sono dei piccoli grandi esempi di vita quelli che portiamo su Radio Libertà e io, Fabiola, sono contento di averti trovato perché dai l'esempio e racconti quella che è una vita assolutamente normale, ma non lo è perché ognuno di noi è unico, è particolare e avvicinarsi al mondo della musica studiando, frequentando corsi, imparando, eccetera, è una cosa bellissima perché il canto e la musica è un altro modo di sviluppare una comunicazione che oggi serve più che mai, perché stare zitti, chiusi nel proprio guscio, sì, va bene qualche ora al giorno, certo ci sta, però poi non fa assolutamente bene, bisogna cercare di ribellarsi a questo mondo, anche al mondo di internet che ti vede comunque sempre chiuso nel tuo guscio, che comunichi con una chat e magari neanche con una persona in carne ed ossa, quindi Sì, proprio giusto, vero, verissimo. Senti, allora abbiamo parlato di musica a tutte le età, che siate giovani, giovanissimi o che siate più grandicelli, e in questo momento c'è Francesco in regia che mi fa una domanda molto personale perché è curioso, dice ma quanti anni ha questa Fabiola?
Quanti anni avrò? Non lo so, 20 per gamba, fatevi il calcolo. Sai che non riusciamo, stiamo trasmettendo in Non ho radiovisione. mai fatto questa domanda, mi dissocio completamente, non adesso si chiede l'età a una donna. Se la sta rimangiando, ma non riusciamo a capire. Stiamo diffondendo in radiovisione le tue bellissime foto, ma veramente non riusciamo a darti un'età, e quindi basta, siamo sfacciati, te lo chiediamo. Mistero. Ne ha Ve lo dico, ve lo svelo. Ne ha 20, 25, 30. Il rullo di tamburi. Rolliamo? Fabiola ha 40 anni. Ma è tutto vero? Ma davvero? Verissimo. Ma non ci posso credere, veramente. Complimenti. Giuro, 40 anni. All'età di 40 anni ho realizzato tutto ciò, per questo ho detto non mollare mai. Non è una frase fatta, è esperienza vissuta. Al di là del che poi una va avanti, non va avanti, però aver realizzato ciò che hai dentro e trasmettere positività agli altri è bellissimo, perché l'arte è comunicazione, la canzone, le parole sono comunicazione per chi magari non riesce a spronarsi, quindi l'artista cosa va a fare? Va a spronare. Per me questa è una gioia immensa. Certo, e capite, signore e signori, l'esempio c'è, che abbiate 20 anni, che ne abbiate 40 come Fabiola, la comunicazione è importante, la libertà, guarda caso, sei su una radio. La libertà, perfetto. Se una radio si chiama così, è un motivo c'è, perché troppo spesso la libertà manca o c'è la paura, la paura di comunicare, di dire cose che possano non piacere, eccetera, e qui invece ancora siamo liberi, libertà vigilata a volte, come dico sempre, ma ancora libertà. Oh Fabiola, allora io ti devo invitare ufficialmente, tu sei di Palermo, ma magari insomma ogni tanto un girettino al nord, a Milano, ce lo fai per lavoro, e allora c'hai l'invito ufficiale di venire negli studi di Radio Libertà a Milano, e così ci presenterai la tua produzione, e soprattutto è caduto la linea, e quindi soprattutto la ribecchiamo al volo. Dai, richiamala proprio un minutino, perché devo finire il discorso. Stavo facendo un discorso così profondo e intelligente, no? Che uno dice, adesso quando mi riviene così bene il discorso? La stavo invitando ufficialmente nei nostri studi di Milano, proprio perché sono incontri, mi viene da dire, internazionali. L'altra settimana abbiamo ospitato una ragazza che arrivava da Napoli, e in questo caso da Palermo. Sono incontri bellissimi tra territori che noi ci fregiamo di fare, anche perché la nostra radio è stata la prima a raccontare di territori, a parlare tutte le lingue nelle canzoni. Dicevamo, Fabio, ti abbiamo ritrovato, giusto? Eccomi, sì. Dicevamo, l'invito ufficiale quando arriverai da Palermo a Milano per lavoro, per altri motivi, eccetera, l'invito ufficiale a Radio Libertà nei nostri studi di Milano per presentare la tua produzione e per fare 4 chiacchiere di te, ma soprattutto certamente di musica, raccontando anche le tue preferenze musicali, le tue aspirazioni, un duetto che ti piacerebbe fare. Insomma, non finisce qui, torneremo a parlarne. Qui. Dai, ci stai? Grazie dell'invito, certo, ci sto, a voglia. Grazie davvero. E allora? A breve ci sarò. Bene, allora restiamo in contatto, e nel frattempo, naturalmente, la musica di Fabiola Lombardo gira anche su Radio Libertà. Buona musica, Fabiola! Ciao, grazie, ciao a tutti, ciao! Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sì, no, per me t'ho detto, sono delle piccole medaglie, questi artisti sconosciuti che vado a intervistare, che vado a passare ogni giorno, perché se seguite la mia mattinata, io dalle 8 del mattino ogni mezz'ora ho una pausa musicale in cui vi propongo un artista che mai potrete ascoltare su altre radio. Oddio, io lo spero, lo auspico, ma normalmente, se non sei più che famoso, e soprattutto se non
paghi, le altre radio non ti trasmettono. Poi certo, a volte trasmettiamo cose veramente belle, a volte meno belle, meno musicali, però a me piace dare la possibilità a questi artisti, magari del futuro, di farsi semplicemente ascoltare. Cercasi Zaia disperatamente, mi scrive Mattia da Padova. Assolutamente sì, Mattia, lo stiamo cercando. Scusa, ma sospendiamo le trasmissioni perché c'è Pietro che siamo collegati con il campo di calcio di Pietro, e come potete notare, chi ci guarda in radiovisione, è un bellissimo campo di pomodori, signori. Pietro pedissequamente segue ciò che Sammy Varin racconta da tempo su queste frequenze, cioè che io nei campi di calcio ci coltiverei i pomodori. Aspetta che guardo meglio. Somigliano un po' a quelli sardi che mi piacciono. Pietro, se sono pomodori sardi ancora meglio, decisamente. Torneremo a parlare di questa cosa, immigrati dentro nei nostri vivai, vivono solo loro a quanto pare. Sarà il caldo, ma gli italiani non ce ne sono più che giocano un bel bergamasco. No, ma sono bergamaschi anche loro, certo. Silenzio che spunta il mio razzismo. C'è un audio, non ho idea di cosa parli, con chi parli, ma io lo sento, lo voglio sentire. Vai. Ciao Sammy, Marco da Mantova è sempre preciso, puntuale, come si fa a dargli torto, anzi prendo la palla al balzo per dire quello che sta dicendo lui è l'attuazione del famoso piano Calergi, che è stato leggermente accantonato durante la guerra, ma poi insomma si verificherà e tutto va avanti. Aveva ragione Oriana Fallaci, che andrebbe letta e portata come lettura obbligatoria nelle scuole. E ultima cosa e chiudo, insomma, per arginare tutta questa invasione è abbastanza che gli si dà una regola, uno stop alle sovvenzioni, a tutti gli aiuti e alle spese anche sanitarie, perché questi che vengono qua, che ci stanno invadendo di altre culture, usufruiscono di tutto e di più. Cominciamo a togliergli quello e vedi che poi magari se ne tornano anche a casa loro, visto che a loro piace la loro religione e la loro terra, che ci ritornino. Cosa vengono qua a fare? A invaderci? Ciao. Sempre grazie, ve l'ho detto, la nostra radio è un laboratorio politico potentissimo. Questi sono i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Se avete qualcosa da dire su qualunque argomento, questo è il momento giusto. E c'è un altro messaggio audio, sentiamo. Ciao Sammy, sono Mauro di Viterbo Veneto. Volevo rispondere a quel signore che l'altro giorno, mi pare il Walter, contestava il DDL caccia in modo piuttosto acceso e anche offensivo, che intanto i cacciatori non sparano i passerotti da anni perché non sono cacciabili, e che l'onorevole Bruzzone della Lega ha ben spiegato ieri in commissione, c'è il video anche su Facebook nella pagina di Bruzzone, quali sono le fondamentali bugie degli ambientalisti, i concetti sui quali si è giocato diciamo di speculazione demagogica, e che la caccia non è un crimine come viene dipinta, che se lo ascolti e che lui e tutti quelli che la pensano come lui, perché non si può verso una presa di decisione ideologica, ma bisogna stare anche molto con i piedi per terra. Ecco, un caro saluto a tutti e un augurio a tutti quelli che compiono gli anni oggi. Grazie caro, siamo in tanti. E anche sulla caccia, argomento assolutamente trasversale, ma come dico sempre, io non capisco molto, ma qualcosa. La verità sta nel mezzo, quindi c'è chi tira troppo da questa parte, gli animalisti la mettono giù male perché si vuole fare delle nuove leggi sulla caccia, o meglio aggiornare quelle che hanno 30 anni. Dall'altra parte, certo, il popolo incallito di chi vorrebbe cacciare tutto e tutti. La verità sta nel mezzo. Non vogliamo più cacciare niente, zero? Vedrete lupi, non dico quelli mannari, ma semplicemente lupi, passeggiare anche per Milano o per
Busto Arsizio, dove già passeggiano, con tutto il bene che io voglio al lupo e a tutti gli animali. Io ero un ecoterrorista un po' di anni fa, di quelli veramente radicali. Poi mi sono accorto che quelli come me, quelli della Lega Antivivisezione, odiavano il popolo della Lega. Ho preso e ho stracciato la tessera della LAV. Pasquale da Berghem. Pasquale, grazie naturalmente per ricordarti di chi oggi compie gli anni, e non faccio nomi, ma ripeto, qui in redazione ce ne sono parecchi. Abbiamo scoperto che anche Lorenzo, che si occupa della parte internet della nostra radio, anche lui è nato l'8 luglio. Cioè, uno dice, ma com'è possibile una cosa del genere? Boh. Citizen Vigilante, il film censurato in tutta Italia, in Germania e in Europa. Lo stiamo inviando gratuitamente, ricordiamolo, a chi ce lo richiede al 340-6709-659, ma lo trovate comunque su YouTube, i sottotitoli in italiano, si capisce come. Un film che io non consiglio certo ai bambini, ai ragazzi giovani, un film pesante, un po' cattivo, prendiamo le distanze rispetto a ciò che fa questo vendicatore alla Charles Bronson, che però vendica i soprusi che i neri fanno ai bianchi, signori. Soprusi è una parolina leggera, guardatevelo. Come dico sempre, la verità sta nel mezzo. È un film esagerato che però rispecchia un problemino che abbiamo in Europa. Grazie a Luciano Marzocchi da Peschiera del Garda, ci fa anche la foto al bonifico. Luciano, ma cosa devo dire? 50 euro, guarda che hai sbagliato, io chiedevo 5 euro. Luciano, grazie a tutti quelli che ci vogliono bene e anche a quelli che non ci vogliono così tanto bene, ma pensano che sia importante che Radio Libertà non chiuda, come sta facendo il quotidiano L'Unità, che però verrà comprato dal PD, e questa è una buona notizia. Noi facciamo tanti auguri naturalmente all'Unità. Domandone: cosa pensate di Rutte? Rutte è sempre una cosa un po' cacofonica, no? Che dalla Turchia, non da una bocciofila, dice che l'Ucraina sta vincendo la guerra, ma è possibile che il capo della NATO, non uno che passa per strada, mente sapendo di mentire in Mondovisione? Oddio, Rutte di cosettine ne ha dette ultimamente. Indirettamente ci sta dicendo che ci ritiene tutti deficienti. Caro Alberto da Colnago, mi sa che hai ragione. Buongiorno, siete in tantissimi ragazzi e non ce la faccio a starvi dietro decine di messaggi, dai messaggi di auguri alle meditazioni che riguardano effettivamente le varie problematiche. Purtroppo mi devo fermare, se non ricordando l'appuntamento. Oggi è mercoledì di questo pomeriggio con Lega e dintorni. Arriva il Marco Grimoldi alle 15:30. Oggi avrà ospite da Cerro Maggiore, Milano, ma anche a due passi da Varese, Alessandro Provini, vice sindaco di Cerro Maggiore in provincia di Milano. Oggi alle 15:30, quindi Marco Grimoldi, responsabile gadget della nostra radio. La trasmissione è Lega e dintorni, ma attenzione, già che ho ancora il microfono aperto e non me l'hanno chiuso, vi ricordo l'appuntamento di lunedì prossimo. Chiudevi, vedi come fa Francesco? Mi chiude il microfono, perché è ribellione, ammutinamento, no? Lunedì prossimo, 13 luglio alle 18:30. A proposito di ciò che forse abbiamo già detto questa mattina, remigrazione. Si parlerà proprio di questo a Busto Arsizio Varese. Lunedì 13 luglio, ore 18:30, un aperitivo a base di remigrazione. Mi fate venir fame. Offerto da Patriot for Europe, che è il gruppo europeo di cui fa parte la Lega. Parliamone con Isabella Tovaglieri e Mario Giordano. Ragazzi, se siete in zona, via Ugo Foscolo, Busto Arsizio Varese, presso Shed Park, lunedì 13 luglio, ore 18:30, con Isabella Tovaglieri e Mario Giordano. E che fate, non ci andate? Prendete nota a questo numero, bisogna prenotarsi, 339 466 6160, ripeto 339
466 6160. Aperitivo con Mario Giordano e Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega, lunedì 13 ore 18:30. Busto Arsizio. Qua mi fermo. Grazie a Francesco per la pazienza, ma 10 minuti, anzi meno, e ritorno con il Magna Magna.